Per Loris Bertocco la regione fece ciò che poteva. Andai io stesso di persona a trovarlo, dice l'europarlamentare Remo Sernagiotto, già assessore regionale al sociale, sul caso del disabile veneziano di 59 anni che ha deciso di andare a morire in Svizzera lasciando una pesante lettera a testamento, in cui si parla anche di Sernagiotto, che racconta di essere andato a parlarci a casa sua a Fiesso d'Artico. Gli era stato assegnato, da quello che ricordo, 1.000 euro di contributo oltre alla pensione e l'accompagnatoria. Però lui insisteva che non gli bastavano questi, che dovevano essere circa 2.800 euro al mese, e insisteva nel mio assessorato. E allora un giorno io ho deciso, ho preso la macchina e sono andato a casa sua a trovarlo insieme alla mia capo di gabinetto e l'abbiamo ascoltato. Ascoltato per oltre un'ora, dice l'ex assessore, ma Bertocco, così scrive nelle sue ultime righe, non si sentì capito. Io non è che non capivo, il problema mio è che io avevo i limiti della norma, giustamente, e di tutti gli altri persone con disabilità, chi motoria, chi di altro tipo, e perciò quello si poteva fare, non è che si poteva fare di più. Il 59enne si sentiva abbandonato, lasciato solo, ma non fu della regione la responsabilità, conclude Sernagiotto. Se si vuole decidere di dare, invece che 1 o 2 di pensione, di 4,50 di accompagnatoria, di dare 2.000 euro e 1.000 di accompagnatoria, basta che lo Stato metta dentro nel fondo sanitario altri 10 miliardi, lo distribuisca alle regioni e poi le regioni faranno. Non hanno politiche con soldi propri le regioni, vengono dallo Stato.